Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di una nuova parte di Max Payne 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente nella nostra storia in compagnia della nostra cara Giovanna, dove abbiamo appena fatto una strage dentro questo stabilimento per la riparazione di autobus, e quindi cerchiamo di andare avanti e fuggire da questo dannato posto. Allora, vediamo un po' dove siamo. Diamo un'occhiatina. Ci siamo ricaricati intanto con le munizioni, abbiamo una bella beretta, un bel loot e soprattutto anche un bel mitragliatore, quindi ce la possiamo cavare benissimo. Allora, dove siamo? Vediamo un po' dove andiamo. Pasos intanto si è sperduto. Niente, è chiuso. Chissà come faremo a scappare di qua, veramente, eh? Complicato. Avanti, Max pensa, da quella bella testona pelata puoi ottenere qualcosa. Bene, la utilizzeremo come cavia. Sali, avanti. Già. Fai uno sforzo. Eccoci. Dai. Ok. Vediamo se ci può aprire dall'interno. Bene, apri la porta. Niente. Ma dove stiamo andando? Voglio capire come faremo a uscire di qui. Cosa? Vediamo. Si prevede un'altra sparatoria, ragazzi, eh? Meno male che adesso siamo armati. Infatti stiamo salvando. Antimax, fatti valere. Facciamoci questi 20 gradini. Soprattutto armiamoci con un bel luzzo, molto più imponente di questa bella pistolina. Ecco il primo. Fuoco! Fatto fuori, ecco che è scattato l'allarme. Dannazione. Anche quest'altro deve essere fatto fuori. Benissimo. Ovviamente l'allarme ormai è scattato. Ci hanno beccato. Stiamo molto attenti. Ecco il primo dietro quegli stabilimenti in carta. Vediamo se riusciamo a buttarla a terra. Siamo in un ufficio dell'amministrazione, a quanto pare brasiliana. Prendiamo le armi pesanti. Questo FN Fall, ragazzi. Facciamoci questi altri 20 gradini. Due nemici davanti a noi. Primo tango messo a terra. Secondo vicino al ventilatore. Eccolo lì, ecco che esce fuori. Dannazione, non siamo riusciti a beccarlo. Ricarichiamo immediatamente. Attenzione, vicino alla fotocopiatrice deve essere. Eccoli, due davanti a noi. Ci hanno beccato direttamente in pieno volto. Mamma mia ragazzi, stiamo aumentando la nostra capacità di incassare colpi. Vediamo se possiamo beccare anche qualche antidolorifico. Ci serve un anti-emostatico. Vediamo un po'. Maledizione. Diamo un'occhiata. Eccolo un altro davanti a noi, armato fino ai denti. Guardate un po', gli abbiamo fatto schizzare fuori del sangue dalla aorta. Mamma mia. Diamo un'occhiata. Tutto pulito tranne un altro cambiasso davanti a noi. Beccato direttamente in pieno collo. Attenzione, perdoso. Via. Bene. Ancora? Ce ne sono altri? Lì abbiamo una sorta di planimetria dell'ufficio. Forse sarà meglio andare a dare un'occhiata. Ma abbiamo solo 9 colpi probabilmente nel caricatore. Diamo un'occhiata. Ho sentito anche qualche altra voce, quindi meglio prendere la nostra pistola. C'è qualcosa qui? Un caffè? Niente, dei piatti sporchi. Residui di sushi. Qua dentro? Bene, possiamo entrare. Antidolorifici, ottimo. Grande Max, intuito perfetto. Prendiamocene un bel pacco. Nada, vuol dire che non c'è niente. Acqua mineral, bene. Un'acqua che si chiama Nada, non la comprerei neanche morto. Allora, vediamo un po', non c'è nessuno. Molto attenti, ricopriamo subito una copertura. Benissimo. Allora, cosa c'è qui intorno? A quanto pare niente, avanzare con molta calma è fondamentale. Guardate che musica un po' alla film d'azione. Diamo un'occhiatina Max, attento a non sbirciare troppo. Tango davanti a noi armato con un bel giubbetto antiproiettili. Bella, non so come ha fatto. Wow, anche l'effetto addirittura thriller. Benissimo. Ce ne sono altri? Niente. Benissimo, raccogliamo soprattutto munizioni che sono molto importanti. Abbiamo raccolto anche, quanto? 99 munizioni per il nostro grandioso fucilone. Ricarichiamo. Ok. Bene, avanziamo intanto. Attenzione! Che succede? Dove ci sparano? Un altro tango davanti a noi. Via. Benissimo. Cerchiamo di ottenere un po' di fuoco di copertura in queste condizioni. Abbiamo abbastanza proiettili, ne possiamo sprecare qualcuno in più. Bene, è morto? Perfetto. Ma dove è spuntato, maledetto? Facciamoci avanti. Va bene. Aspetta qua la ragazzina. Probabilmente possiamo scendere anche sotto, ma io direi di cercare anche qualche altro antidolorifico. Allora, ce ne sono? Probabilmente no. Diamo un'occhiata da qua su. Possiamo scendere? Attenzione, tutti i vetri ci sono caduti addosso. Ok. Vediamo un po' la planimetria. Un centro è il centro dei trasporti. Altro che officina per le riparazioni. Madonna mia, armato di fucile a pompa. Se ci beccava ci faceva un bel buchetto in testa. Un altro bel buco per respirare. Vediamo un po' qui. Bene.
Avevo letto qualcosa, esamina, vediamo un po'. She was Victor's political nemesis and, in all probability, Sao Paulo's next mayor. Even the Broncos couldn't afford that many votes. Benissimo. Nascondiamoci qua dietro immediatamente. Allora, ne abbiamo ammazzato uno, ce ne devono essere però degli altri. Non so da che parte però voltarmi. Diamo un'occhiata da quest'angolo. Nessuno. Pulito. Da quest'altro. Ottimo. Una leva. Bottone rosso. Mi è sempre venuta la voglia di cliccare i bottoni rossi. Quindi vediamo di fare qualcosa. Ecco, è una porta di sicurezza. Calma. Ci siamo allontanati neanche un secondo. Bene. Attenzione, maledetto. Merdoso. No, Max, buttati, spacca il muro, buttati attraverso qualsiasi cosa. Bella, bella, gli abbiamo fatto saltare la montatura Dolce & Gabbana da 3.000 euro. Ottimo, davvero ottimo. Grande tempismo di Max. Però sei stato un po' stupido, dovevi uscire prima tu e poi la ragazza. Però un colpo diretto in testa gli ha rinfrescato la memoria, e ci credo. Meglio di questo non ci credo. C'è l'intera troupe. Ma tutta l'altra popolazione dove è finita, ragazzi? Non c'è nessuna anima viva. Centro di trasporti vuoto. Non ci credo, ragazzi. Dobbiamo guidare il pullman. Mamma mia. Il pullman dobbiamo guidare. No, forse lo guida lei. No, ma un inseguimento d'auto sarà fantastico. Bella, vediamo un po' questo inseguimento d'auto. Ce la fai a ingranare? Bene, metti la prima. Dell'accelerazione, meglio di una Ferrari. Quasi. Attenzione, il primo stronzetto. Mamma mia, inseguimento d'auto. Adesso ci hanno visto, siamo su mezzo corazzato. Beh, diciamo, mezzo corazzato è una parola un po' grossa. Avanti, amica mia, tutta l'intera troupe brasiliana davanti a noi. Oh mio Dio, altro che abbiamo in mano? Un mitragliatore che abbia una cartucciera arrotolata nel braccio. Come fa un Uzi a sparare tutti sti colpi? Attenzione, pezzettino di merda. Ok. Eccoli là davanti a noi. Mamma mia, ragazzi, siamo dei veri e propri controllori. Li stiamo ammazzando solo perché non avevano il biglietto. Questo è da tenere presente. Ma tutta la popolazione dove è finita? Ma è una cieca, completamente ha sbattuto contro il muro. Cioè, attenzione, infatti. Attenzione. Hanno anche i lanciarazzi. Non è che ci crolla il ponte addosso? Quel fucile anzi, quel bazooka me lo ricorda a Call of Duty Pacific Ocean, mi sembra. Pacific Assault, una cosa del genere. Mamma mia. Attenzione. Ma di quanti danni? Magari forse siamo ricoperti dall'assicurazione. Abbiamo demolito un'intera stazione. Attenzione, un altro stronzetto davanti a noi. Non ce la facciamo. Guardate quanti ce ne sono. Ok, brutto stronzo. Madonna mia. Ma abbiamo solo quest'arma. Forza. Ma proprio sono completamente ciechi che non riescono a colpirci a 1 millimetro qui. Ok, ricarichiamo. I problemi erano venuti da me. Elimina tutti i nemici durante la corsa in autobus. Ottimo. Ecco i primi cittadini, infatti. L'unico autobus che c'era ci ha beccato. Oh mio Dio, ragazzi. Vediamo un po' se siamo ancora vivi. A giudicare dalle apparenze, la nostra ragazzina ha subito un trauma cranico accentuato. E il nostro caro Max, ovviamente, anche egli non è che si ritrova in condizioni migliori. We're okay. You good? Yes. That's a handy piece of driving. We gotta get out of here. Ottima idea. No, non abbiamo pace, non possiamo mettere pace a questa ragazza. Madonna mia. Avanti Max, fatti valere. Fai il vero uomo. Ovviamente, ecco, nascondiamoci qua dietro. Addirittura la granata. Bene. Ok, quante munizioni abbiamo? 180. Abbastanza per metterli fuori uso tutti. Facciamo saltare intanto le macchine. Dai, questo stronzetto sta andando avanti. Bene, l'abbiamo colpito direttamente nella gamba. Oh mio Dio. Ma dove li abbiamo presi tutti questi antidolorifici? Abbiamo una farmacia di dietro, ragazzi. 5 bustine di aspirina. Cioè, nell'autobus forse c'era un dottore, un medico famoso, le ha lasciate. Ma, continuiamo. Allora, vietato fumare, vietato usare i cellulari. Ma a quanto pare qua stiamo facendo oltre di questo. Attenzione, ci hanno beccato. Chi è stato lo stronzo che ci ha preso? Chi è stato? Questo pezzettino di merda, benissimo. Gli abbiamo fatto la pulizia del tartaro. Ottimo, ricarichiamo. Ancora granate! Benissimo. Facciamo 2 salti. Infatti è proprio quello che faremo noi tra qualche secondo se non ci ripariamo a dovere. Maledizione, chi è stato? Mio Dio.
Non lo riesco a trovare. Bella, questo là sotto. Ma perché siamo sempre soli contro un'intera troupe di soldati? Cioè, ma dico io, un po' di buon gusto. Ok, perfetto. Ma la nostra ragazza è riuscita a fuggire almeno. Brutto pezzettino di merda. Crepa. Dannato. Quelle jeep me le ricordo a Far Cry 2, ragazzi. Quelle jeep mi piacevano davvero molto perché erano veloci e soprattutto molto resistenti al terreno. Una bella granatina. Ficcatevela dove sapete voi. Avanti Max, fatti valere. Oh mio Dio, ci siamo riempiti. Guardate un po' del sangue che abbiamo sulla destra raccolto. Pezzettino di merda. Bene, bene, bene. Max starà sudando freddo, ragazzi. Addirittura starà sudando sangue. Ok, ce l'abbiamo fatta. Un altro pezzettino di merda qua. Chi è questo? Oh, abbiamo anche il cecchino sul lato, questo merdoso. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo consumato l'intero laboratorio scientifico di Manhattan. Bene, parte 2 completata. Completa la parte 2 della storia. Ce l'abbiamo fatta. Guardate il nostro Max con questa bella prospettiva. Il fucile che sta continuando a fumare come se fosse un sigaro cubano. Anzi no, è il pullman. Mamma mia, beh, ci mancherebbe dopo tutti quei proiettili. Fai un bel salto giù Max. Attenzione ai vetri. I was just about to run to the roof when my savior and friend, the man whose unborn child I had just killed for, decided to leave without me. Ma neanche un graffio, neanche un graffio. Mamma mia. Una piccola lesione sulla spalla. Chi è questo?